Hanno portato i carri armati a Venezia, vediamo se sappiamo organizzarci in qualche maniera, porteremo i trattori in piazza San Marco. La guerra della TAV minaccia Piazza San Marco. Gli agricoltori sono pronti a invadere Venezia con i loro trattori, una minaccia che bisogna prendere sul serio perché in questa guerra c'è di mezzo la terra e per la terra c'è chi è pronto a tutto. I coltivatori vogliono spingere la TAV fuori dal tracciato litoraneo, un progetto che nessuno vuole, né il governatore veneto Luca Zaia né gli ambientalisti, eppure chissà perché sotto traccia l'iter va avanti e da Roma riceve il via libera dalla Commissione Ambiente. Ci sentiamo sicuramente da un lato presi in giro, per cui diciamo un po' di rabbia c'è sicuramente. I coltivatori coalizzati con Legambiente nel comitato L'Altra TAV vogliono scongiurare a tutti i costi il disegno di un'alta velocità litoranea che tra l'altro andrebbe a incidere sulla rete idrografica, idrogeologica e naturalistica. Migliaia di aziende agricole hanno sì bisogno di un trasporto ferroviario efficace, ma senza terra per loro non ha senso nessun progetto. Il tracciato della TAV cosiddetta bassa sicuramente va a insistere in un territorio di bonifica, per cui un territorio che invece proprio di devastazione ha bisogno proprio di cura, ha bisogno di essere sostenuto, ha bisogno di avere la continuità della bonifica che si è fatta in tanti anni. Un'opera del genere andrebbe a devastare anni di lavoro. Il nostro territorio quindi ha bisogno di certe infrastrutture, ma devono essere compatibili con la salvaguardia anche delle nostre imprese che per antonomasia vivono sostanzialmente grazie alla presenza della terra. Senza la terra che possa essere coltivata non avrebbe senso un progetto similare. Per il comitato L'Altra TAV l'unica alternativa è ricalcare l'attuale linea ferroviaria, anche perché sarebbe la via più diretta, breve ed economica tra Venezia e Trieste. L'ipotesi litoranea invece scatena la minaccia di un'occupazione di Piazza San Marco, senza tener conto della mobilitazione di coscienza lanciata da Don Albino Bizzotto contro le grandi opere che devastano e occupano il territorio. Ora la sfida è lanciata. Pensiamo sia importante prendere consapevolezza rispetto a questo argomento fondamentale del consumo di suolo e dell'occupazione di territorio vergine che sta veramente arrivando a dei confini per noi insopportabili. Il Veneto è in testa tra le regioni per suolo consumato, siamo a un 11% abbondante e la provincia di Venezia è una delle province insieme a quella di Verona messe peggio.